Si conclude stasera all'Asirara il Festival Pensieri e Parole, il primo del circuito delle isole del cinema, e stasera gran finale con il Flauto Magico e Gianfranco Cabiddu. Miriam Mauti. È La Paranza dei bambini, il film che ieri sera ha ottenuto il premio Isole del Cinema per la miglior sceneggiatura durante il festival Pensieri e Parole all'Asinara, dove il premio è stato consegnato nelle mani del regista Claudio Giovannesi e di Maurizio Braucci, mentre il terzo autore del copione, Roberto Saviano, era presente con un videomessaggio. Ma il pubblico arrivato sull'isola ha potuto soltanto ascoltare la voce dello scrittore. Il vento di maestrale che ha sferzato l'Asinara ha infatti travolto anche lo schermo pronto per la proiezione. Ma sono i rischi di un festival unico, il primo che apre la sequenza delle isole del cinema in Sardegna e che deve piegarsi alle regole imposte da una natura unica. Il festival è fatto di film, di libri, di personaggi, di attenzione ai temi dell'ambiente, dell'impegno civile, è così dall'inizio, ma più di tutto vuole continuare a essere elemento di mediazione fra l'isola, che è anche lontana rispetto alla terraferma, e la terraferma sarda, ma anche quella nazionale. Quest'anno l'aggiunta di una sezione di documentari e stasera si chiude con Gianfranco Cabiddu che presenterà il suo Flauto Magico di Piazza Vittorio. Al pubblico, come sempre, la richiesta di portare con sé un libro da donare alla Costituenda, Biblioteca dell'Asinara. È cominciato ieri sera